Una bandiera tricolore di 9 metri sventola sul Palazzo Comunale di Sora in occasione della Festa della Repubblica 2021. L'iniziativa Una bandiera in comune è stata realizzata dal Comune di Sora, dal Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti di Sora e con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Alpini di Sora per le celebrazioni della Festa della Repubblica. La bandiera è stata spiegata alla presenza del primo cittadino, Roberto De Donatis, e dei docenti ed alunni del CIPIA. Lanciamo da questo splendido tricolore un messaggio importante che, oltre che essere di educazione alla cittadinanza attiva per tutta la comunità, è uno splendido esempio di come l'attività virtuosa di un'istituzione scolastica, tra l'altro impegnata a dare e a seminare semi di inclusione e di integrazione fra i popoli, è anche il simbolo di una comunità che risorge dopo un periodo davvero difficile. Quindi tutti gli ingredienti sono al posto giusto, la festa della Repubblica, la giornata di grande festa, un ritorno a un regime di vita un po' più, tra virgolette, normalizzato rispetto al recentissimo passato. Sono tutti momenti che ci lasciano esprimere un grande sentimento di gioia, di partecipazione, di inclusione, di integrazione, e ringrazio il CIPIA, ringrazio i ragazzi che hanno fatto uno splendido lavoro, il corpo dei docenti, la preside, le istituzioni quindi nella loro interezza, e ringrazio anche l'Associazione Alpini che ha dato il suo valido contributo, e chiaramente noi ci siamo stati vicino al CIPIA, che è una scuola che si è integrata perfettamente nel nostro territorio e nell'offerta didattica di questa terra, e quindi ci siamo e ci saremo ancora, sempre a sostegno di attività come quella di oggi che vedono tutta la comunità partecipe. Il maestoso tricolore di 9 per 5 metri è stato realizzato dai corsisti del Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti di Sora, supportati dai docenti e dalla dirigente scolastica Maria Incoronato. I tessuti per realizzare la bandiera sono stati donati gratuitamente dalla Klopman di Frosinone. Questo progetto è nato dalla voglia di fare un'attività di laboratorio che mettesse a valore le competenze dei nostri alunni. Abbiamo tra di loro dei sarti e quindi ci è venuta l'idea di far confezionare a loro una bandiera, una grande bandiera che voleva riportarci un momento di normalità e di veramente comunità. Quest'anno ci ha accomunato una pandemia e il titolo Una bandiera in comune serviva anche un po' a riportare un momento di leggerezza, in un momento così solenne, un modo di stupore, un piccolo sorriso che benché sotto la mascherina non si veda, però dagli occhi si intravede. E la presenza di questi ragazzi ci ha fatto immensamente piacere e hanno compreso benissimo il senso che abbiamo voluto dare a questa attività. Un messaggio di appartenenza e di integrazione allo Stato in occasione dell'anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Il messaggio è quello di una Repubblica che ha dentro di sé i valori più alti della Costituzione, per i quali si sono spesi i padri della Costituente, che sono valori di un'attualità incredibile. Non c'è bisogno di revisionare alcunché della Carta Costituzionale, ma semplicemente di saperla applicare nella storia che si evolve, che è una storia che vede i popoli uniti per affermare i valori della democrazia e delle libere istituzioni.